Qui Europarlamento. Benvenuti qui su Radio Libertà, canale TV 252 e Radio DAB. Qui Europarlamento con l'ospite di oggi, l'onorevole Paolo Borchia, capodelegazione al Parlamento Europeo della Lega e segretario provinciale di Verona. Benvenuto. Eccoci, grazie per l'invito, ciao a tutti. Allora, partiamo proprio da Verona, perché preoccupa il dossier dell'intelligence francese sul legame che c'è tra il centro Bayan e l'Islam, no? Infatti si dice che questo centro Bayan a Verona è un centro in cui si formano gli imam per l'intera Europa e ha un legame con i fratelli musulmani e c'è un rischio concreto di islamizzazione dell'Europa che parte proprio da lì, giusto Paolo? Ma sì, ma guarda, fondamentalmente io innanzitutto non ritengo normale che un dossier dei servizi segreti di un altro paese vada a citare un comune importante nel nostro territorio e che si pretenda da sinistra di far finta di nulla. Per cui una volta che la Lega ha lanciato, non dico un allarme, però la Lega ha fatto presente che c'era questo rapporto dei servizi segreti francesi che, ricordiamolo, cita il centro Bayan di San Giovanni di Patotto alle porte di Verona come un centro che diventerà il principale in Europa per la formazione degli imam. Però a questo punto uno si chiede, ma se va tutto bene, come mai questo centro viene citato, viene menzionato, viene preso in esame, attenzionato dai servizi segreti francesi? Per cui io mi sono permesso di alzare la mano e segnalare questo aspetto. C'è stata un'insurrezione della sinistra veronese che con un comunicato firmato da 30 sigle accusava come al solito la Lega, e qui entra in vigore la dinamica del disco rotto, di soffiare sulle paure, di creare allarmi, però oggettivamente fino a quando non ci viene spiegato come mai questo centro viene citato dall'intelligence francese, noi non ce ne stiamo buoni. Per cui al di là di questo va anche conosciuta in maniera più approfondita quella che è la realtà della fratellanza musulmana, una realtà che in alcuni paesi medio orientali viene guardata con molto sospetto dagli stessi governi, per cui diventa difficile capire come mai in Europa ci sia tutta questa accondiscendenza, questo giustificazionismo, questo minimizzare problemi potenziali, e quindi non si capisce come mai la sinistra stia cercando di buttare la polvere sotto il tappeto. Comunque noi continuiamo a lavorarci e fino a quando la verità, fino a quando tutti i puntini sulle i non saranno messi, noi continueremo a scavare su questa vicenda. Giusto, giusto. Anche perché poi c'è un altro tema che si lega sempre a tutti questi centri islamici a Verona, a Milano, in altre grandi città, ma in generale un po' in tutta Europa, che è quello dei finanziamenti, perché molte volte non si sa come questi centri vengano finanziati. Probabilmente molte volte dietro c'è il Kuwait con i suoi finanziamenti, quindi parliamo sempre di finanziamenti milionari. E questo è preoccupante perché poi vediamo un po' a Verona, vediamo a Milano, vediamo anche a Parigi dove ci son stati tanti scontri, che c'è una realtà che è quella islamica che diventa sempre più preoccupante, ma anche sempre più violenta. Infatti, per chi se lo fosse perso, sabato c'è stata la finale di Champions League che ha visto il Paris Saint-Germain vincere e allo stesso tempo ci son stati tanti scontri soprattutto a Parigi, ma anche in altre città come Grenoble, che hanno registrato più di 500 arresti, più di 600 incendi, 2 morti, un poliziotto in coma. E c'è un problema anche a Parigi di Islam, perché poi il prefetto di Parigi, ha, dichiarato apertamente, che molti erano sicuramente immigrati magari di seconda generazione e che non erano di certo lì per festeggiare la vittoria del Paris, ma anzi era lì per distruggere, per saccheggiare, e aggredire la polizia. Che cosa ne pensi di questo? Ma oddio, io penso che derubricare un episodio come questo a rabbia, tensione, sia sbagliare l'obiettivo, perché comunque Sì. io credo che ci sia sotto qualcosa di più
radicato. Io la vedo come una frattura mai sanata fra la Francia e il suo passato coloniale, un passato coloniale che ha prodotto figli, nipoti, pronipoti, perché adesso, senza avere in mano la lista delle persone arrestate, però io parto dal presupposto che una quota importante di questi sarà di nazionalità francese, di seconda, di terza generazione, quindi questo è anche interessante per mettere a fuoco quelle che sono le differenze tra il caso francese, il caso italiano, e soprattutto per riflettere su cosa non vogliamo accada al nostro territorio in futuro. Quindi non stiamo parlando di clandestini o di migranti che sicuramente in qualche episodio c'entreranno, però oggettivamente c'è questa crisi di identità, perché oggettivamente a me sembra che stiamo parlando di persone che non si sentono francesi, però contestualmente fanno fatica a gestire la loro origine marocchina, algerina, tunisina, per cui questo diventa un mix letale in cui basta una partita di calcio che ha avuto anche un esito positivo per la squadra di Parigi, quindi per la squadra della città in cui si sono verificati questi incidenti che, ricordiamo, hanno causato morti, feriti, distruzioni, saccheggiamenti. Non stiamo parlando di un episodio da minimizzare. Poi, come al solito, quando uno legge i giornali italiani o accende i telegiornali italiani, sembra sempre che determinati episodi, quelli che fanno discutere di più, quelli che mettono in luce il fatto che si è adottata una politica migratoria che ha condotto ad esiti fallimentari, sono episodi che vediamo vengono sempre minimizzati, giustificati, derubricati. Per cui, al di là di questo, io penso che sotto ci sia un disagio molto importante, è un disagio che in Italia dovremmo studiare, dovremmo approfondire, dovremmo capirne le origini e le potenziali conseguenze sul futuro, anche perché noi non dobbiamo diventare quella roba lì. Io ho già avuto modo di denunciare, abitando vicino al lago di Garda, quelle che sono state e quelle che sono le conseguenze di questi raduni che vengono improvvisati ogni anno per il 2 giugno, che vedono centinaia di Maranza recarsi nei paesini del lago di Garda, rigorosamente utilizzando dei treni senza mai pagare il biglietto, e queste sono dinamiche che poi portano a dei danni reputazionali, disturbano gli esercenti, disturbano i turisti, e io purtroppo giusto stamattina sono stato contattato dal gestore di un parcheggio, di un campeggio, chiedo scusa, Sì. che lamenta che alcuni clienti hanno ridotto il loro periodo di soggiorno, hanno dato disdetta perché questa cosa dei Maranza non è stata assolutamente accettata, turisti che sono stati spaventati da episodi di questo tipo, e questo al di là delle notti in meno che faranno sul territorio, con tutte le ricadute economiche sull'indotto, questi sono turisti che l'anno prossimo non rivedremo più. Per cui, ecco, una riflessione più approfondita va fatta. Assolutamente, assolutamente sì. Dalla Francia passiamo alla Polonia, no, qualche giorno fa ci sono state le elezioni, ha vinto il candidato, alle presidenziali filo Trump, il primo candidato filo Trump in Europa che vince le elezioni del 2025, ed è un grande segnale anche per l'attuale Commissione europea, la von der Leyen, che c'è una parte di Europa che non accetta certe politiche, penso al Green Deal, visto che il candidato Navrojsky, che ha vinto, che è diventato ha vinto le elezioni presidenziali, già prima delle elezioni aveva promesso un referendum sul Green Deal e su tutte quelle politiche europee che alla Polonia non vanno bene. Come leggi il voto polacco in questo senso? Ma se devo risponderti in maniera molto secca, uno schiaffo a Bruxelles e una contestuale bocciatura del governo centrista promosso da Donald Tusk, perché allora l'esito delle presidenziali in Polonia va letto soprattutto in relazione al fatto che vengono collocate temporaneamente dopo le elezioni politiche.
stamattina leggendo la rassegna stampa, ascoltando alcuni telegiornali, sì, ho preso atto che tante testate cercano di far passare Navrojkij come un candidato di estrema destra, come un candidato anti-europeista, come quello che ha avuto fortuna perché ha vinto per un pugno di voti, però insomma, ha vinto per il 2%, ma poi soprattutto il dato che fa impressione, che va tenuto in considerazione, è duplice, perché da un lato c'è stata un'affluenza record, Sì. e in secondo luogo i giovani hanno votato per Navrojkij, per cui io credo che a Bruxelles qualcuno abbia avuto una sincope quando ha preso atto di questi dati, perché quando negli ultimi anni le consultazioni elettorali hanno avuto degli esiti contrari rispetto alle aspettative di Bruxelles, c'è sempre stata una corsa alla giustificazione. Pensiamo ad esempio al referendum con la Brexit, dissero che i Leavers avevano vinto soltanto perché la gente non era andata a votare, avevano vinto soltanto perché avevano votato gli anziani, e quindi qualcuno si era addirittura inventato di proporre restringimenti per le fasce d'età. Ci sono sempre delle scuse, e questa volta penso che il voto polacco sia stato un voto chiaro e sintomatico, anche perché stamattina al Parlamento europeo ho visto nei corridoi qualche uso lungo, però oggettivamente noi ripetiamo quello che stiamo dicendo da anni, vale a dire che a Bruxelles, nei palazzi, c'è una mentalità di un certo tipo, c'è un messaggio di un certo tipo, una narrazione che va in una determinata direzione, ma poi quello che è il voto libero, popolare e sovrano da parte della gente va sempre in una direzione opposta, per cui non dimenticando il vergognoso epilogo delle elezioni in Romania, penso che questo sia un ulteriore tassello che ci fa capire quanto il messaggio espresso dalla Lega sia un messaggio corretto, che interpreta quelle che sono le richieste, le aspirazioni e anche le preoccupazioni da parte della nostra gente, dei nostri territori, da parte delle città, dei quartieri, delle periferie. Bruxelles sta andando in tutt'altra direzione e quindi gli schiaffi non finiscono mai. Poi vedremo fino a quanto Bruxelles riuscirà a resistere portando avanti delle politiche che comunque non sono quelle che vengono richieste dalla gente. Assolutamente sì. Abbiamo visto anche in Romania che comunque, nonostante come sia andata, però anche il voto in Romania è stato significativo sotto questo punto di vista. Grazie a Paolo Borchia per l'intervento, ti ringrazio molto. Grazie a voi, ci vediamo alla prossima e naturalmente sempre a disposizione per raccontarvi le nostre battaglie tra Bruxelles e Strasburgo. Ciao a tutti. Grazie mille, buon proseguimento allora.